dall'ideologia ufficiale e dunque non era neppure concepibile da nessuno, e il commercio interno non faceva eccezione. Questo chiaramente appunto dava vita anche a fenomeni di contrabbando. A quanto però riportano i commercianti che poi sono intervistati nel documentario, non si verificavano situazioni di furto, cioè c'era comunque sia una sorta di gentleman agreement per cui sì, magari questi jugoslavi erano un po' visti un po' come invadenti, venivano trattati con la puzza sotto il naso dai triestini veri, ma comunque erano persone, erano acquirenti leali, erano clienti che si facevano anche ben volere, nonostante appunto venissero visti un po' come invasori della quiete cittadina per ben 2 giorni a settimana, che comunque non è poco. Adesso vi faccio sentire la voce, diciamo, triestina in un brevissimo estratto del documentario, per capire un pochino quali sono i due lati della medaglia di questa collaborazione che per certi versi non trova uguali in tutta la storia della guerra fredda. Cioè, c'erano degli altri punti, diciamo, di contatto. Chiaramente il più famoso era Berlino Est e Berlino Ovest, dove però là il muro c'era per davvero, non era come diciamo il cippo che c'era tra Gorizia e Nova Gorica, là si sparava per giunta, quindi diciamo è proprio un'alternativa, cioè Ponte Rosso ha rappresentato un'alternativa tangibile, e in questo diciamo il documentario dice, insomma il filmato jugoslavo dice il vero. È un punto in cui il socialismo aiuta il capitalismo, aggiungerei io, e viceversa, perché laddove appunto c'è un filosofo francese dell'Ottocento che dice che laddove non passano le merci passano gli eserciti. Per fortuna, diciamo, sono passate tantissime merci in quella zona di confine, nonostante ci fossero letteralmente gli eserciti schierati da un lato e dall'altro, appunto, come saprete bene, questa regione ospitava una massiccia percentuale di forze armate italiane, e lo stesso valeva anche dall'altro lato, e questo ha permesso comunque sia, diciamo, oltre che una comprensione reciproca e una pacificazione dei rapporti tra i due paesi. Ci furono tantissime visite di Aldo Moro, per esempio, fu uno dei principali sostenitori dell'avvicinamento delle due sponde dell'Adriatico a Belgrado e a Zagabria, e furono ricambiate, anche se con minor frequenza, dai suoi omologhi jugoslavi, ma diciamo, questo comunque in generale contribuì a costruire quella situazione che oggi viviamo di confine un po' più poroso, anzi diciamo pure fluido, tra Italia e paesi balcanici, e di cui traiamo comunque dei sostanziali benefici. Adesso vi faccio vedere il secondo filmato, poi un breve, piuttosto triste epilogo, e poi possiamo passare alla conclusione. I jeans, diciamo, cominciano verso gli anni 70. Lì inizia il vero boom del jeans, non solo nel mercato, ma fioriscono anche un sacco di negozi nei dintorni. In tutti i buchi della via Zeppa, via Torre Bianca, via Val di Rivo, ce n'era di tutto e di più. Bastava avere il jeans, aprire la saracinesca e uno li vendeva. Tutti gli appartamenti del borgo teresiano, cosa che non sa nessuno, quelli in alto, erano tutti pieni, stipati di abbigliamento. Era straordinario salire in questi appartamenti e trovare tonnellate e tonnellate di jeans e di tutto il resto dell'abbigliamento. Era una cosa straordinaria. Il mio primo negozio al dettaglio era con la firma Vesti Bene, era di circa 200 metri quadri, quindi una bella superficie. Ma parliamo che alle volte potevano essere anche un 120 persone che entravano dentro. Era tutto pieno di corriere, una marea di gente, 100.000 persone, cioè in un turnover di gente sicuramente 100.000 persone. Il mio negozio era il negozio Magazzini San Sebastiano, situato in via San Sebastiano 1 a 20 metri dalla piazza dell'Unità d'Italia. Il venerdì e il sabato erano due giornate, diciamo le giornate più importanti della settimana per il lavoro, ed erano giornate che il problema
era di non far entrare tanta gente in negozio, perché erano capaci di entrarti in 200 persone, cioè non riuscivi neanche a muoverti. E avevamo clienti addirittura che compravano anche 300-400 paia di pantaloni alla volta. E al sabato solo di autobus e pullman ne arrivavano circa 500, che non solo si presentava il problema di questa massa di gente che arrivava, dove anche parcheggiare questi 500 pullman, tutta la città, non c'era metro di spazio che non arrivava un pullman e si metteva là, poi dopo al pomeriggio tornavano via, è logico, no? Era solo una questione di 7-8 ore, 10 ore al massimo. Poi quelli che arrivavano con le macchine private, con i treni, per esempio c'era il treno Belgrado-Trieste che arrivava la mattina presto. Ecco, questa diciamo rappresenta un pochino la visione che aveva la città di Trieste di questa faccenda. Fatto sta che comunque l'economia, buona parte del commercio a dettaglio di Trieste prosperò per anni grazie a questo mercato, sfruttando la vocazione di Portofranco, ma poi diciamo espandendosi molto oltre, tanto che questa è più diciamo, una cosa che per certi versi fu anche fuori controllo da parte delle autorità locali. Cosa che poi si interruppe di colpo un sabato mattina quando i triestini si svegliarono come tutti gli italiani, tutto il mondo, perché erano state chiuse le frontiere, perché al di là appunto dove c'era appunto la ex Jugoslavia che si stava dissolvendo, si era iniziato a sparare, era scoppiato insomma il conflitto che poi segnò gli anni 90 e che portò alla dissoluzione del paese e di fatto al ridimensionamento di Piazza Monterosso, che oggi è un'elegante piazza che però diciamo non ha più questa peculiarità, ha ancora un mercato, anzi è di nuovo un mercato che è incentrato di nuovo sulla vendita di prodotti ittici e diciamo pone un po' la fine di questa storia, sicuramente una storia felice per quel che riguarda i rapporti tra due paesi, tra due blocchi, se vogliamo usare appunto questa metafora da guerra fredda, e diciamo tra due visioni del mondo che tutto sommato potevano essere, per quanto antitetiche sulla carta, comunque capaci di collaborare, almeno per l'acquisto di un paio di pantaloni. Io ho finito. Grazie. Grazie Simonelli, e io direi di cominciare subito con le domande dei ragazzi. La mia domanda ve la faccio più tardi perché diamo spazio a questa mezz'oretta che rimane. Chi si fa coraggio? Qualcuno che alza la mano, che vi passiamo il microfono, ragazzi. Abbiamo anche degli interventi programmati, Ah, quindi ok, se allora magari possiamo partire velocemente con questi. sì, certo. Darei la possibilità subito al professor Cressati dell'Università degli Studi di Udine, al quale porto il microfono. Buongiorno a tutti, è veramente un piacere per me essere qui questa mattina aderendo alla gentile richiesta dell'assessore vice sindaco Virilli, perché i temi che sono stati affrontati sono in qualche modo i temi a cui ho dedicato insomma la mia attività sia di didattica che di ricerca all'università. Incidentalmente vi porto i saluti dell'Ateneo Friulano. E le suggestioni e i riferimenti che sono stati fatti sono infiniti e richiederebbero un convegno di più giorni. Faccio solo due osservazioni. Magari chiedendo ai nostri interlocutori se vogliono come dire, ricamare qualcosa su di loro, anche pensando ai ragazzi. Dopodomani saranno i 300 anni
dalla nascita di Immanuel Kant. Penso che qualcuno di voi faccia filosofia. No, nessuno, non c'è filosofia. Sì. È un famoso filosofo tedesco che scrisse, non quando era nato, ma naturalmente molto più tardi, un testo intitolato Per la pace perpetua. Come si fa a creare la pace tra gli stati? E fondamentalmente in questo saggio Kant pone 3 condizioni per poter raggiungere la pace tra 2 o più stati. La prima è che gli stati siano democratici, perché strutturalmente gli stati autoritari, totalitari, dittatoriali sono aggressivi. Secondo è che ci siano dei diritti che i cittadini hanno indipendentemente dalla loro appartenenza nazionale, che siano cioè riconosciuti senza discriminare tra cittadini di uno Stato e cittadini dell'altro Stato. E poi che ci siano delle istituzioni politiche comuni, cioè che ci sia una sovranità comune. Se ci pensiamo, il processo di integrazione europea a cui è stato fatto riferimento e che si è sviluppato dopo la Seconda Guerra Mondiale in qualche modo raccoglie tutte e 3 queste condizioni. Gli Stati membri dell'Unione Europea devono essere democratici, nessuno Stato può entrare nell'Unione se non è uno Stato democratico. Ci sono dei diritti che vengono riconosciuti indipendentemente dalla nazionalità in tutta Europa, c'è il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, e ci sono delle istituzioni comuni. Potremmo discutere a lungo se siano sufficienti, se dovrebbero essere più solide, probabilmente ci troveremo d'accordo su questa seconda ipotesi. Però è importante sottolineare il fatto che la pace, mai come in momenti come le settimane, i mesi che stiamo vivendo, comprendiamo come sia un bene assolutamente fondamentale, richiede alcune condizioni. In Europa, dopo la caduta del muro, queste condizioni ci sono, per questo il progetto e il percorso di integrazione è andato avanti, si è approfondito e si è esteso. E questo è un bene, che è una positività che abbiamo costruito un po' per nostra capacità, un po' per accadimenti che passavano sopra di noi in questi decenni e che penso sia importante ricordare. E poi mi è piaciuto molto l'ultimo intervento dedicato a Ponte Rosso e a Trieste, perché anch'io sono mezzo udinese e mezzo goriziano. E come goriziano avevo, e ce l'ho ancora qui, il lasciapassare, la prepusnica. Lo mostro ai ragazzi che chiaramente non l'avranno mai vista. Era un documento che appunto consentiva di passare il confine nei valichi di seconda e terza categoria, perché lungo tutto il confine tra Italia e Jugoslavia i posti di confine che potevano essere attraversati dai normali cittadini italiani erano molto pochi. Lì ci voleva il passaporto e non bastava la carta d'identità. A coloro che abitavano lungo il confine era consegnato questo documento e con questo documento era possibile attraversare il confine anche nei valichi più piccoli. Però naturalmente c'erano tutta una serie di vincoli. Il documento valeva 5 anni, rinnovabile per altri 5. Poi in realtà lo rinnovavano ancora, però non. Dovevi dichiarare la valuta, dovevi dichiarare i beni che portavi in Jugoslavia e che riportavi in Italia. E c'erano i bolli, i bolli che dovevi riempire a seconda dei generi che avevi. Ecco,
chi appunto ha i capelli bianchi o addirittura super bianchi come me si ricorda bene questi fatti e di conseguenza può apprezzare molto, per esempio, quella libertà di circolazione che è l'abolizione delle frontiere, diciamo il trattato di Schengen, gli accordi di Schengen hanno consentito, oppure la possibilità di muoversi per motivi di studio, di andare a studiare con Erasmus in altre università, in altri paesi. È qualcosa di prezioso che spesso, come sempre, visto l'essere umano, diamo per scontato quando c'è, ma capire che non tutto è scontato, basta una pandemia e la riproposizione del confine ermetico per farci comprendere come queste conquiste vadano difese, vadano rafforzate, vadano estese. Grazie. Grazie. Abbiamo altri interventi programmati? Sì. C'erano dei docenti dell'ISIS, Magrini, Marchetti, preside, Floramo? Dov'è? Ah, eccolo lì, perché se no c'era il professor Tomada, il professor Vidon, ma stiamo facendo tardi, magari do volentieri al professor Floramo il microfono. Salga pure. Buongiorno a tutti, grazie. Non era programmato in effetti, sono sorpreso, però intervengo volentieri. Ringrazio sicuramente i relatori, 2 sole sollecitazioni. La prima, 1975, l'avete ricordato, Osimo. 1976, terremoto in Friuli, la Federazione delle Repubbliche Socialiste Jugoslave, così temuta, manda anche qui a Gemona gli operai da Zavidovici, in Bosnia, a costruire le crivaie. I friulani, i gemonesi in particolare, sanno che cosa vuol dire. Hanno significato la possibilità di passare dall'emergenza delle tendopoli, dal fango delle tendopoli, ad una vera e propria casa di legno che dava l'idea della ricostruzione. Sarebbe interessante che fra 2 anni, nel 26, all'anniversario netto, venisse ricordato questo, perché dal 1976 in poi nessuno ha ricordato gli operai jugoslavi che vennero a costruire le crivaie qui in Friuli. Perché? Perché esistono confini che non cadono mai, perché esistono suggestioni, paure, contrapposizioni che continuano a non cadere. Sarebbe bello lanciarlo all'amministrazione di Gemona, che è la capitale del Friuli, sarebbe molto bello vedere una delegazione di Zavidovici qui, anche per riallacciare dei legami che in realtà ci sono sempre stati. Seconda considerazione molto veloce, Schengen purtroppo ritorna per bloccare un'umanità disperata che passa lungo una via che si chiama balcanica, di cui poco si parla, troppo poco si parla, e sembra quasi che sia una rimozione voluta, e che tra l'altro va contro non solo i principi costituenti dell'Unione Europea, ma soprattutto anche contro la nostra Costituzione italiana. Anche su questo sarebbe interessante una riflessione. Terzo, i confini esistono ancora, anche all'interno delle classi in cui io insegno. Quest'anno ripartiremo per i Balcani, che sono una meta in cui andiamo ogni anno. L'anno scorso c'era anche il figlio del direttore Mosanghini. Eppure quest'anno una nostra studentessa che viene dal Kosovo non può andare in Bosnia perché il Kosovo non riconosce, la Bosnia non riconosce il Kosovo, e viene quasi da pensare che nel 3° millennio un pacchetto di sigarette viaggi con molta più facilità di un essere umano, e questo è grave e grida davvero vendetta, e anche su questo bisognerebbe ragionare. Un pacco di sigarette ha più buon accetto che un essere umano stesso. Avrei tante altre cose da dire, ma voglio sperare che siano le nostre studentesse e i nostri studenti, chiaramente i colleghi, ad intervenire. Vi ringrazio per i vostri interventi attenti. Professor Vidon, adesso rinvigorito dal discorso di Floramo, interviene anche lei?
anche là. No, se volete. sì, poi inciampo e faccio brutta figura. Buongiorno a tutti, grazie, i ringraziamenti sono dovuti. Io aggiungo solo 2 elementi, anche questi diciamo, uno di esperienza e l'altro una provocazione che così da docente mi sento di proporre nei confronti nostri, di docenti, delle istituzioni accademiche anche in qualche misura, e soprattutto provocazioni nei confronti degli studenti, proprio per alimentare quella coscienza critica che è stata più volte evocata e che è necessaria. Allora, il primo elemento è l'esperienza, proprio ricollego a quanto ha detto il collega e amico Angelo Floramo. Io ho avuto la fortuna di partecipare ad una serie di iniziative che come istituto abbiamo realizzato su sollecitazione del professor Floramo per far esperire ai nostri allievi una realtà complessa che è qui vicino a noi, cioè il mondo balcanico. E l'anno scorso, così un po' anche giocando, perché l'esperienza deve essere anche in qualche modo legata a una dimensione ludica, abbiamo applicato una tattica di terrorismo. Cioè abbiamo insistito con i ragazzi della necessità di essere a posto con la documentazione. Il professor Floramo ha ricordato quanto poi questo si ripercuota sulle esperienze dei nostri allievi, perché volevamo far capire loro che cos'è il confine. No? Prima la difficoltà, cos'è il confine? Perché in effetti è una generazione che i confini non li conosce. Il professor Cressati ha mostrato un documento nel quale io mi sono riconosciuto, perché io ho una parte friulana e una parte triestina. Io sono Friuli Venezia Giulia. E quindi attraversare il confine. Allora abbiamo detto state attenti ragazzi, dobbiamo attraversare dei confini. E gli abbiamo fatto vivere questa esperienza intanto segnalando un confine che nel frattempo si è sciolto, cioè il confine che si definiva tra Slovenia e Croazia. Già anche questo, no, dimostra una liquidità del concetto di confine. E poi appunto il confine tra Croazia e Bosnia, e poi i confini interni alla Bosnia, con i tempi di attesa, il fatto di scendere dal pullman e dover mettersi in fila passando davanti alla guardiola con la consegna del documento d'identità. Io credo che con quell'esperienza che i ragazzi hanno vissuto con grande attenzione e intensità sia stata estremamente importante per dare un senso e concretezza a quello che poi voi ci avete, direi, in maniera molto interessante presentato e come dire, inserito anche in una chiave di lettura molto ampia e molto complessa. Questo è il primo elemento. La seconda suggestione, chiedo scusa se la faccio lunga, è che essendo appunto friulano di famiglia, nato a Trieste e vissuto incidentalmente un paio di decenni, 3 decenni a Trieste, io poi potrei aggiungere un elemento al documentario su Ponte Rosso, perché dopo quel 1991, quando c'è l'epilogo al quale lei faceva riferimento, c'è una sostituzione, o meglio, è l'ennesima stratificazione, perché oggi Ponte Rosso è un mercato ittico che ha una dimensione però di un turismo culturale, perché c'è la pedonalizzazione e la valorizzazione estremamente significativa e ancora una volta economicamente rilevante. Ma nel mezzo c'è stata una sostituzione etnica e quindi anche culturale, perché ai ginsinari che si legavano al mondo dei schiavi, come si diceva appunto a Trieste, c'è stata la sostituzione dei cinesi, che per circa un decennio hanno continuato a mantenere vivi quei bugigattoli, quegli appartamenti deposito ai quali faceva riferimento il sindaco di piazza. Anche questo è un elemento, cioè la sostituzione, la porosità, i confini che sono permeabili, che si spostano, che sono difficili da condividere. L'ultima, veramente ultimissima sollecitazione sarebbe anche questa da prendere. Noi parliamo di confine orientale, ma proviamo a portarci dall'altra parte. E il confine occidentale? Dall'altra parte, come lo leggono, come lo vedono? Ce l'avete già indicato questo, no? Ma sarebbe una bella chiave di lettura. Grazie. Grazie professor Vidoni. Do ora la parola alla dottoressa Giacomini in rappresentanza dell'UTE del Gemonese. Buongiorno a tutti, sarò rapidissima perché l'ora questo richiede. Volevo solamente dire che noi abbiamo fatto, nei tempi in cui i confini esistevano, le frontiere esistevano,
E il Friuli Venezia Giulia, oltre che confine italiano, era anche confine della comunità europea del tempo. Siamo riusciti, vivendo i protagonisti delle divisioni, tra cui il maresciallo Tito, emblema dell'allora Jugoslavia, a costruire al di fuori del diritto internazionale, con grande fantasia ma anche con grande disponibilità, delle motivazioni per costruire dei collegamenti e delle relazioni che erano culturali, che erano di avvicinamento turistico, che erano di interessi comuni, attraverso quella che è la comunità di Alpe Adria. Alpe Adria nasce nel 1978 con un protocollo d'intesa, non è prevista dall'ordinamento né internazionale né nazionale, è frutto di una volontà di alcuni, diciamo, politici, diciamo, illuminati, dove a fronte delle barriere e a fronte di confini molto rigidi al tempo, soprattutto in alcune realtà come Trieste, riescono ad avere la fantasia per andare oltre le divisioni e fare in modo che anche i protagonisti di alcune vicende che tuttora si mantengono nell'immaginario delle persone che le hanno vissute, pensiamo all'esodo giuliano, pensiamo a coloro che hanno dovuto abbandonare i territori, pensiamo alle persone che non hanno avuto identità. Io ho fatto l'università a Trieste nel 1971, quando andavo a cercare casa mi sentivo dire mi son de zona A, mi son de zona B ma italiano. Cosa voleva dire questo? Era il fatto che la divisione del territorio in zona A e zona B, a seguito della mancata nascita del territorio libero di Trieste, portava le persone a non avere un'identità. In effetti Trieste non ha votato né per la Costituente, non ha votato per il referendum, quindi era italiana quando andava bene che fosse italiana, non era italiana in tante altre situazioni. Questo si riverberava anche nell'identità di queste persone. Ciò nonostante, anche se nella memoria collettiva, il tema esodo significa la biblicità dell'evento, si cerca di andare oltre le contrapposizioni e le divisioni per costruire qualcosa. Si parte da ciò che può unire per andare oltre ogni forma di divisione. Io credo che nella situazione che oggi stiamo vivendo, soprattutto nell'est con l'Ucraina e la Russia, ci sia ancora questo problema di identità, perché ci saranno sicuramente delle persone che condividono valori, costumi, lingua, convinzioni religiose, tradizioni, come è accaduto sul nostro confine, che pur potendo teoricamente dividere, sono state utilizzate come cose da mettere insieme, punti in comune da cui partire per costruire un dialogo, per cui arrivare ad una soluzione, a trovarsi su un terreno comune. E ha portato questo anche allo sviluppo, io nel mio piccolo ne ho avuto parte, allo sviluppo di progettualità dal basso, condivise dalle persone di ogni tipo di estrazione, di ogni tipo di livello culturale. Ecco, il messaggio che vorrei dare oggi, soprattutto ai giovani, è di avere questo sforzo, fra virgolette, di fantasia, per riuscire a trovare le occasioni di un dialogo che va oltre le contrapposizioni, che di fronte al concetto di confine, comunque lo interpretiamo, di cancello, di porta, ci sia la possibilità di non rinunciare mai a partire dalle cose che uniscono per costruire qualche cosa di interesse comune. Grazie. Grazie Reginetta. Mi segnalano che è finalmente il momento di dare spazio a questi ragazzi e c'è qualcuno di qua che chiedeva. Tra i ragazzi chi c'è? Sì, adesso ci arrivo. Io invece sono donna di 3 confini, Tarvisio, professor Cressati, la Propusnica, però per andare in Austria usavamo un altro documento, ma i veri confini erano in Italia, perché la Val Canale è storicamente tedesca fino al 18. Noi italiani eravamo gli invasori e quindi all'interno del paese dove io abitavo, che non era propriamente Tarvisio, c'era un confine ben più grande. La parola a? Eccoti. Tu sei? Sara. Prima avete parlato di commercio, guerre e digitalizzazione in grado di superare i confini. Io volevo chiedervi se secondo voi c'è anche altro in grado di superare i confini, come ad esempio la cultura.
Grazie per la tua domanda. Allora, lego a questa domanda di questa ragazza proprio la suggestione che vi volevo anche chiedere io. Poi chi dei tre vorrà rispondere lo sentiamo, perché appunto abbiamo parlato di confine sempre come un limite, no? E non come qualche cosa che in qualche modo può essere una proiezione, una nuova sfida, no? Una nuova frontiera, e il motto di Kennedy era proprio New Frontier, no? La nuova frontiera, ed era inteso, noi adesso abbiamo parlato di digitalizzazione, ma a quei tempi era intesa come le sfide appunto verso la scienza, verso lo spazio, tanto per dare alcune idee della sua formula, verso anche i diritti, ecco, di quegli anni. Quindi, ricollegandomi al tema della ragazza, abbiamo parlato di confini e di frontiere, però c'è, come dire, non sempre sono dei limiti se cerchiamo di trovare appunto qualche collegamento che possa in qualche modo unire i vari paesi, i vari stati, le varie comunità. Non so se volete già rispondere, chi dei tre vuole rispondere, o se raccogliamo qualche altra domanda. Intanto andiamo con questa, allora. Chi risponde? Simonelli? Sì, se posso, diciamo, prendo uno spunto e volevo anche un attimino raccogliere la prima suggestione del professore che le è seduto accanto. Allora, a livello di superamento dei confini con la cultura, è un discorso più sfaccettato di quanto possa sembrare, perché la cultura, diciamo, anche quella che poi spesso è sopravvissuta al corso della storia, è un'espressione culturale di comunità che spesso che spesso utilizzavano questa cultura più o meno esplicitamente come strumento proprio anche politico, anche di autopromozione e autocelebrazione talvolta. Quindi è chiaro che una cultura intesa come influsso culturale travalica naturalmente i confini anche quando c'erano ragioni logistiche molto più complicate di quelle che ci sono oggi, cioè quando banalmente non c'era quando il trasporto era ancora a cavallo. Comunque c'erano degli influssi culturali che travalicavano tutti i paesi del continente europeo. Io sono musicista di formazione, è impressionante notare come uno dei beni diciamo di lusso che nel 600 e nel 700 girava con maggiore facilità era il manoscritto musicale, che poi veniva preso, copiato dal musicista di turno e poi veniva fatto girare ancora di più. Basti pensare che, non so se avete familiarità con la musica, diciamo, classica, però Bach, che è stato un pochino il principale compositore dell'area austro-tedesca nel Settecento, copiava i manoscritti di Vivaldi, quindi diciamo impregnava la propria musica di uno stile veneziano in particolare, per scrivere poi dei concerti che erano dedicati al principe di Brandeburgo e che sono passati alla storia come concerti brandeburghesi. Quindi anche laddove c'era una motivazione politica o comunque c'era una motivazione celebrativa di uso di una forma d'arte anche molto complessa come quella della musica, in realtà comunque sia la permeabilità dei confini era una cosa latente che esisteva anche se magari non veniva esplicitata. Poi è chiaro che oggi viviamo comunque sia in una situazione in cui i confini sono diventati prima più rigidi e poi più leggeri, quindi sicuramente una travalicazione c'è, è costante, ma bisogna fare sempre attenzione secondo me a qual è la matrice del prodotto culturale che valica questo confine. Volevo dire solo una cosa prima relativa al terremoto e all'impiego poi di operai provenienti dall'ex Jugoslavia, perché c'è un parallelo storico veramente importante. Se riavvolgiamo il nastro e andiamo a un altro grande terremoto molto più tragico forse come mole, soprattutto come impreparazione italiana, che è il terremoto di Messina del 1901, ci sono dei documenti dello Stato Maggiore austro-ungarico dell'epoca che parlano di un'invasione pianificata dei territori friulani nel periodo immediatamente successivo al terremoto di Messina, perché le forze armate, all'epoca di protezione civile non solo non esisteva, ma non c'era neanche l'idea che potesse essere impiegato un meccanismo di soccorso del genere, vennero portate in massa in Sicilia. Immaginate di quanto potesse essere difficile fare un'operazione del genere nel 1901,
e poi diciamo, l'invasione chiaramente fu rimandata, seguiva poi le direttrici che ci furono con Caporetto sostanzialmente, ma immaginate poi quanto è cambiata la storia di questa zona e la storia diciamo, di come comunque sia ci fosse un senso di cooperazione tra i paesi, di cooperazione internazionale, che non a caso oggi è la seconda parte del nome del Ministero degli Esteri a Roma, cioè in un arco di tempo che non è di neppure un secolo e dove ci sarebbero state teoricamente anche delle motivazioni ideologiche molto forti per farsi del male, ecco, quindi diciamo è una bellissima storia, io non lo sapevo e penso che sia appunto meriti di essere valorizzata perché penso che dia molto la cifra di come sono cambiati poi i rapporti tra le due, tra questa zona e il suo più immediato appunto confine. Grazie. Volete aggiungere qualche cosa rispetto a questa domanda? Sì, molto rapidamente, non so se molto rapidamente, sì, sono d'accordo sulla circolazione delle idee che è un elemento fondamentale, no? Diciamo, a livello delle dinamiche transfrontaliere di confine, oltre a quello che tu dicevi sulla musica, mi ha colpito nel fare un po' di ricerca per questo intervento, un altro perché poi la cosa era sempre bidirezionale, la testimonianza di Sandro Scandolara, critico cinematografico di Gorizia, sul fatto che lui, alcuni film che in Italia erano considerati particolarmente audaci, ad esempio Dio creò la donna con Brigitte Bardot, che era un film che per l'epoca era quanto di più peccaminoso ci potesse essere, lui andò a vederlo per la prima volta a Nova Gorica e quindi questo dà l'idea di come... E poi ovviamente l'altra dimensione fondamentale è quella del rapporto tra le persone, cioè chiaramente lo scambio prima di tutto deve essere quello tra le persone, interazioni umane eccetera. Un altro tema che è stato richiamato, su cui volevo intervenire andando molto più sulla dimensione della politica contemporanea, è questo tema dei Balcani occidentali che noi seguiamo molto anche come Istituto Affari Internazionali e che credo che sia un grande non detto e uno dei grandi casi diciamo di scarso coraggio negli ultimi anni da parte dell'Unione Europea. Cioè qui abbiamo di fronte 6 stati, tutto sommato di dimensioni piccole economie, non creano grandi problemi da un punto di vista né di governance economica, che sono rimasti in un limbo ormai per quasi 20 anni e questo sta creando dei grossi problemi in quei paesi, che noi osserviamo anche nel rapporto con i rispettivi interlocutori istituzionali. Allora, se parliamo di allargamento, giustissimo guardare a est, giustissimo guardare all'Ucraina, alla Moldova, ma è fondamentale risolvere questa situazione il prima possibile in modo positivo, perché lasciare quei 6 paesi nella situazione di incertezza attuale, peraltro, ripeto, con dei rischi abbastanza contenuti se si va a guardare quella che è l'Unione Europea a livello economico e demografico e quello che sono 6 paesi dei Balcani occidentali, può essere diciamo, una bomba a orologeria su cui in questo momento noi distogliamo l'attenzione. Ovviamente visto da qua è un problema più pressante, nel resto d'Italia probabilmente molto meno percepito, ma bisognerebbe che ci fosse un salto di qualità nell'approccio europeo e più coraggio, perché altrimenti rischiamo, e il caso della Serbia è quello più evidente, di ritrovarci delle situazioni molto problematiche da gestire anche da un punto di vista politico nel giro di pochi anni, se non mesi. Grazie Chiriatti. Grazie Goretti. Chiriatti, se vuole aggiungere qualche cosa. Se interrompo, perdonatemi, dal pubblico, scusate. C'è un problema di tempi per i mezzi di rientro degli studenti che vorrebbero fare un'ultima domanda. Quindi... Sì, andiamo con chi è. Grazie mille. Buongiorno intanto. La mia domanda sarebbe, in questo futuro di criticità, soprattutto per noi giovani, se avete qualche consiglio per intraprendere una futura carriera, a noi piacerebbe ascoltarlo. Grazie. Carriera lavorativa intendiamo? Sì, certo. Magari prima di studi, no? Ok, allora se posso entro a gamba tesa. Sì, prego. E grazie anche per quest'ultima domanda. Prima però brevemente volevo ringraziare il professor Crestati per il riferimento
a Kant, l'importanza che Kant ha e ha avuto per il messaggio, no? Anche sul cosmopolitismo, il ruolo l'importanza delle idee, no? Della democrazia, della pace perpetua. Avevo pensato di inserirlo all'interno del discorso, però ho fatto bene perché non avrei saputo spiegarlo nel modo in cui lei l'ha fatto. Ho inserito però il riferimento a Hobbes, che dall'altro piano, diciamo, parla appunto di interessi, di confini, di quello che invece è al di fuori della nostra comfort zone, se vogliamo, diciamo, metterla in maniera più prosaica. E volevo rispondere un attimo anche alla questione della cultura, se è in grado di superare i confini. Ho fatto il riferimento alla digitalizzazione, al digitale, che può essere in grado di aiutarci a superarli. Però attenzione, è uno strumento e deve restare tale, per quanto portatore di una grande innovazione, di una grande rivoluzione, ma come tante ce ne sono state. Penso alla stampa, penso ad altre innovazioni e rivoluzioni che possono essere intese tali pensando alla tecnologia in senso ampio. Quello che invece è più sicuramente in grado di superare i confini, a mio avviso, sicuramente sono le idee, la cultura. Lo fa e dobbiamo anzi continuare a farlo, perché se è vero che i confini esistono ed esistono tuttora, per quanto siano cambiati, per quanto ora siano appunto forse più fluidi in alcuni casi e si allentino in altri, è anche vero che proprio a fronte delle grandi crisi si tende sempre ad essere più conservatori, quindi a stringersi di nuovo tutti insieme a quelle che sono le identità, no? Che possono essere politiche, culturali e sociali. E infine vengo all'ultima domanda, su cui entro a gamba tesa, perché appunto poi occupandomi di formazione mi sento molto più che volenterosa. Volevo aggiungere una cosa che la ragazza ha dimenticato. Lei sta studiando relazioni internazionali con marketing? Ok. Giusto per... Ok. Parto dall'idea, anzi dal fatto che ci vuole una grande passione a studiare questi temi. A volte vengono intesi come più semplici di altre materie che diciamo, appartengono alle scienze dure, ma ci vuole una grande passione proprio perché quello che dobbiamo fare quando studiamo, a mio avviso, questi argomenti è provare sempre a vedere come interpretarli, come ci possano essere utili come strumenti, come cartine di tornasole per leggere la storia, il presente e provare a immaginare il futuro. Non lo possiamo naturalmente anticipare, non possiamo sapere quello che realmente accadrà. Quindi il consiglio a cui arrivo è, ora noi lavoriamo all'interno di un istituto che sicuramente intercetta anche grande interesse da parte dei più giovani, perché è un ambiente dinamico, e questo è vero, è un ambiente appunto giovane che ci dà la possibilità di confrontarci sia sul piano nazionale, internazionale e locale, finalmente, mi viene da dire, anche perché è molto importante non dimenticare questo aspetto, e quindi guardare come diciamo, obiettivo lavorativo a tutte quelle che sono le possibilità anche non solo all'interno dell'università, non solo all'interno delle istituzioni, ma all'interno della ricerca largamente intesa come quella che facciamo all'interno dell'istituto, può essere una possibilità. Però c'è il passaggio precedente di cui si parlava prima, cioè lo studio che non può, vi do una notizia, non dovete mai smettere di studiare qualunque cosa poi alla fine facciate, quindi uno studio che può essere legato appunto alla carriera universitaria, facendo molta attenzione a diciamo, specializzarsi in alcuni casi il più possibile, pur avendo delle basi solide su quelle che sono
su quelli che sono le materie fondamentali degli argomenti che studiamo, quindi la storia, quindi la teoria, quindi i concetti, quindi la metodologia, che è altrettanto importante per condurre la ricerca, anzi fondamentale. E tutto ciò che avviene dopo l'università, a livello di studi universitari, è qualcosa che vi impreziosisce. Quindi il mio consiglio in generale è scambiare il più possibile la vostra conoscenza con gli altri, incontrare altre persone, allargare i vostri obiettivi e ad un certo punto, quello che mi disse il mio maestro quando cominciai a fare il dottorato, è lasciarsi guidare da quella che è un po' la vocazione, perché ripeto, è molto difficile studiare queste materie, altrettanto di materie, ripeto, scientifiche del mondo delle STEM, quindi ad un certo punto bisogna veramente lasciarsi guidare da quella che è quello che vi piace di più, quello che ci piace di più, e aggiungo coraggiosamente non scendere a compromessi. Grazie. Quindi per lo studio e poi il resto. Due sono i problemi. Uno è E allora dobbiamo lasciare che le partire classi... i ragazzi, Sì. e poi c'era il deputato De Monte che voleva fare un piccolo intervento. Loro purtroppo adesso 2 minuti devono andare a prendere le corriere, soprattutto per quelli che vengono a nord. Sì. E io comincio con gli omaggi che lascio intanto al preside professor Tommasi e poi arrivo agli altri. Eccoti. Ragazzi, vi salutiamo, grazie per aver partecipato a questo incontro, per i vostri interventi e la vostra attenzione. Fate tesoro anche di questi momenti perché sono importanti per capire e per stimolare la curiosità. Grazie. Deputato. Anch'io approfitto Buongiorno, per onorevole. salutare i ragazzi che purtroppo devono andare, insomma non possono seguire fino in fondo questa interessante giornata, ma volevo cogliere l'occasione per ringraziare il Comune di Gemona, tutti i partner, lei direttore, i nostri esperti dell'Istituto Affari Internazionali di Roma che conosco, perché sono anche molto attivi, devo dire, nel promuovere i dibattiti parlamentari, i confronti sui tanti temi che sono quelli della politica estera. Io ho voluto intervenire, sono stata particolarmente stimolata anche dall'accenno sui Balcani occidentali, che io ho seguito da vicino quando ero membro del Parlamento europeo, ma continuo a seguirlo oggi che sono parte dell'iniziativa centroeuropea. Guardate, sono temi estremamente attuali e partendo dal concetto di confine osservo questo. Noi naturalmente abbiamo conosciuto il confine, quello che implicava. Se vogliamo abbiamo conosciuto però anche una convivenza pacifica tra le comunità, tra le diverse lingue, e questo io credo che sia anche motivo di orgoglio di una regione che si trova al centro dell'Europa, si confronta con l'Occidente e con i paesi dell'Est Europa. Oggi ci dobbiamo chiedere cos'è il confine, perché abbiamo ancora temi scottanti che sono quelli del confine geografico. Se pensiamo alla linea di Concepción con Gibilterra, è un tema che non è stato tanto trattato con la Brexit, ma che era molto importante come quello irlandese. Abbiamo dei confini, se pensiamo all'Europa geografica, certamente Serbia e Kosovo, abbiamo tante questioni che sono spinose, ma forse quella più interessante, se vogliamo, per l'attualità e che i giovani dovrebbero seguire oggi è il confine delle alleanze, perché comunque le alleanze esistono, partono dalla storia, se pensiamo appunto all'interno dell'Unione Europea, al Trattato dell'Eliseo, quindi il famoso traino franco-tedesco, ai paesi di Visegrad, quindi continuiamo ad andare in questa direzione, ma il tutto si sta rapidamente espandendo e non da oggi per interessi che sono ovviamente di carattere mondiale. Quindi partendo dagli Stati Uniti, noi l'abbiamo un po' considerato anche, si dice, il poliziotto del mondo, quindi con la capacità di intervenire e anche la fiducia, se vogliamo, di altri stati, di contare su questi interventi, su questa protezione, ma oggi le sfide sono veramente tante e prima è stato citato l'assessore Zilli, ad esempio il caso di Taiwan, ecco, tutto è chiaramente legato ad aspetti economici, perché la Cina non può rinunciare a Taiwan
non tanto per la questione territoriale, ma per la questione economica legato ai microchip. Sempre parlando della Cina, c'è la questione della via della seta e non solo un grosso programma infrastrutturale, ma lo è anche geopolitico. E non tutti ne parlano, ma in realtà la prospettiva negli anni non sarà forse tanto questa, ma per una brevità di transito sarà probabilmente la via artica, che ci spiega i rapporti anche che si vogliono stringere tra la Cina e la Russia, e questo è un motivo anche di scontro tra la Cina e gli Stati Uniti, anzi appunto proprio per via di questo transito che è molto importante. E poi c'è tutto il tema chiaramente legato all'approvvigionamento, quindi in particolar modo oggi attuato dalla Cina nel Sudafrica, nel Sud America, tutto il tema legato alle materie prime critiche. Quindi questo spiega anche certamente delle dinamiche all'interno delle quali noi dobbiamo pensare per l'appunto ai Balcani occidentali, perché questi 6 paesi da tanti anni stanno attendendo l'ingresso nell'Unione Europea. Certamente bisogna esaurire i vari dossier, quindi tutti devono essere rispettati, però io posso anche comprendere che nel momento in cui, ricordo, Mogherini annunciava l'ingresso 2024-2025, in un incontro a Lubiana invece Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo, ha invece detto la scadenza sarà il 2030. Chiaramente cambiano molte cose perché le scadenze elettorali sono di quinquennio in quinquennio, questo ci fa pensare a una prospettiva ben più lontana, però teniamo presente che davvero lì rischiamo di avere un conflitto che si amplia, perché nel momento in cui apriamo all'Ucraina, che oggi è paese candidato, anzi non solo candidato, ma si apre ai negoziati, alla Georgia, alla Repubblica di Moldavia, è chiaro che c'è qualcuno invece che sta attendendo e che naturalmente è già sfiduciato, per non dire irritato. Una mini apertura c'è stata con il CESE, Comitato Economico che segue i dossier europei, per cui vi è stato un ampliamento, no? Quindi dei pareri anche a questi paesi, però ci rendiamo conto che questo è ancora ben poco rispetto a una prospettiva di ingresso. Questo per dire che il momento è certamente difficile dal punto di vista geopolitico, tante sono le sfide, ma il processo di evoluzione dell'Unione Europea nella storia c'è stato in 2 condizioni. Quando ci sono stati grossi leader europei che hanno permesso questa evoluzione e purtroppo quando ci sono state grosse difficoltà, perché la pandemia ha aperto comunque a delle prospettive diverse anche in termini energetici, di approvvigionamento, ma anche appunto di evoluzione nell'indebitamento, se vogliamo, collettivo. Quindi in questo senso il mio invito è un po' a guardare in maniera complessiva quello che avviene nel mondo, perché effettivamente tutto è certamente ancora legato a aspetti territoriali, ma dall'altro lato a grossi interessi economici, e a questo noi dobbiamo essere attenti e guardare alla prospettiva futura. Grazie ancora per questa bellissima mattinata di approfondimento storico, ma anche di sviluppo appunto politico e geopolitico, che è stato veramente interessante. Grazie. Grazie onorevole De Monte. Io direi che se non ci sono altre domande ci avviamo verso la chiusura. E, ci sono vostre osservazioni, interventi, qualche cosa che volete aggiungere rispetto a quello che avete detto prima? No, io volevo soltanto fare una comunicazione tra virgolette di servizio, cioè che comunque degli estratti dei nostri interventi verranno pubblicati sul numero, credo, di giugno della rivista dell'Istituto Affari Internazionali, che si chiama Affari Internazionali, è una rivista interamente free, accessibile online, quindi se qualcuno è incuriosito, insomma, sarà un'ulteriore occasione di dibattito e di discussione su questo. Bene, interessante, sicuramente i professori anche poi lo trasmetteranno ai ragazzi che con l'online hanno dimestichezza, può essere sicuramente uno spunto anche di lettura e di approfondimento ulteriore. Io vi ringrazio, grazie a voi. E Vice Sindaco, grazie di aver organizzato questo momento. Prego, se vuole, per i saluti, accomodarsi anche lei qui sul palco con noi. E noi prima proprio di lasciarci facciamo questa variazione. Sì.
Sì. Ecco, l'ora si è fatta tardi. Allora abbiamo omaggiato già i partner di questa giornata, che sono appunto l'Isis Magrini Marchetti con il professor Tommasi e con un ringraziamento ancora ai docenti che hanno partecipato, professori Vidon, Floramo e Tomada. Poi la Università della Terza Età, l'omaggio è stato dato al presidente della Marina e ovviamente l'Università di Udine al professor Cressati. Allora è stata regalata una copia della Geopoesia Odore di Terra Romanza che Laura Canali, cartografa di Limes, ha creato per questo progetto e che abbiamo presentato 2 settimane fa. La stessa la vogliamo omaggiare al direttore Mosanghini e all'Istituto Affari Internazionali, però poi a ognuno degli analisti intervenuti vogliamo far portare, diciamo, a Roma un angolino di questa variazione, proprio un'altra variazione sul tema Kennedy, che incrocia archivi della Cineteca, politica internazionale e cultura, ed è un'opera grafica di Giulio Calderini, che è lo storico collaboratore per quanto riguarda la grafica della Cineteca del Friuli. Quindi procedo e poi vi lasciamo l'ultimo omaggio musicale. Grazie ancora di cuore a tutti. Grazie. Giacomo, Andrea, Abel e Maxime, se non si sono buttati da qualche parte. Gli ottoni ci sono? Ecco il quartetto di ottoni. Che chiudono opportunamente, o come si suol dire, in maniera precisissima con l'inno alla gioia. Grazie. Bravissimi, bravissimi ragazzi. Grazie, grazie. Grazie a tutti per essere intervenuti e buona continuazione di giornata.